Presidente, oggi a Cormons per un'importante iniziativa legata al mondo dell'impresa artigiana, no? Oggi qui insieme alla nostra consorella di Gorizia, Confartigianato Gorizia e Confartigianato Udine, abbiamo e la Regione Friuli Venezia Giulia con i vertici dall'assessore e il direttore centrale Magda Uliana, il dottor Angelini e il dottor Fumis, abbiamo presentato il bando per l'innovazione per le piccole imprese, quindi in un ottimo contesto, in una zona a cavallo fra la provincia di Udine e Gorizia, dove si concentra il numero più importante di piccole imprese che fanno innovazione. Senta, abbiamo detto è importante innovare il PNRR, insomma, però chiaramente come ogni bando c'è il pro e il contro, no? Beh, ci sono sicuramente delle difficoltà, ma la grande presenza oggi da parte di rappresentanti delle piccole imprese sta a dimostrare che il mondo dell'artigianato della piccola impresa, dopo la crisi pandemica, energetica, l'inflazione, tutto quello che ci è successo in questi ultimi 3 anni, ha una voglia di pensare al presente, di pensare al futuro e quindi di innovarsi per prepararsi per una nuova sfida. Certo, questi bandi declinati all'europeo, conditi con la burocrazia italiana, rappresentano un po' di difficoltà, ma le strutture di Confartigianato Servizi sia di Udine che di Gorizia saranno in grado di aiutare le piccole imprese in questo percorso. Senta, approfittiamo della sua presenza per fare un po' un'analisi di questi primi 4 mesi per quanto riguarda le imprese legate a Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Beh, per la prima volta dalla trimestrale abbiamo un dato positivo tra mortalità e natalità, cioè imprese chiuse e nuove imprese. Però diciamo comincia a delinearsi un momento di crisi nel settore del comparto delle costruzioni, anche a seguito del stop and go delle misure sui bonus che stanno mettendo in difficoltà quel settore che stava guidando la rigenerazione sia sismica, ma la rigenerazione anche sotto il profilo energetico dei nostri patrimoni. Noi ci auguriamo che le cose tornino a avere un loro tranquillità, anche al fine di poter utilizzare i fondi del PNR europei, perché diversamente se non si sbloccano alcune difficoltà di carattere burocratico rischiamo di trovarci con i problemi della mancata aggiornamento di tutto il nostro sistema infrastrutturale e economico e di restituire dei fondi alla comunità economica europea. Buon lavoro! Grazie anche a voi.